Pensiero del giorno, martedì 22 aprile. Testimoniare l'amore. Mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Queste parole concludono uno degli ultimi incontri di Gesù con gli apostoli dopo la risurrezione. Queste parole sono un segno che Gesù ha lasciato non soltanto ai suoi apostoli, ma a tutta la Chiesa e a ciascuno di noi. Il compito della Chiesa sarà quello di testimoniare il risorto. E questo non soltanto mediante l'annuncio che deve essere fatto dai suoi ministri, ma anche e soprattutto attraverso la vita di ciascuno di noi. Testimoniare che Gesù è il vivente, e questo sarà possibile se il mondo potrà vedere che Gesù vive in noi. Se vivremo la sua parola, se sapremo rinnegare le tendenze dell'uomo vecchio, soprattutto tenendo acceso in cuore l'amore verso il prossimo, se ci sforziamo in modo speciale di conservare sempre l'amore scambievole fra di noi, allora il risorto vivrà in noi, vivrà in mezzo a noi e irradierà intorno la sua luce e la sua grazia, trasformando gli ambienti con frutti incalcolabili. E sarà Lui, mediante il suo Spirito, a guidare i nostri passi e le nostre attività. Sarà Lui a disporre le circostanze e a fornirci le occasioni per portare la sua vita alle persone bisognose di Lui. Questa parola ci dice che, senza sottovalutare il progetto che dobbiamo pur programmare ed i mezzi che il progresso tecnico ci offre per portare l'annuncio evangelico, dobbiamo fare soprattutto una cosa: essere Suoi testimoni, lasciando vivere il risorto in noi. Chiara Lubick, estratti dal commento alla parola di vita, gennaio 1986. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, aprile 2025. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Isaia, capitolo 43, versetto 19.